Buongiorno e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è domenica 15 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:08 e tramonta alle 17:42. La luna si leva alle 7:08 e cala alle 14:49. Oggi la Chiesa celebra San Faustino. Il nome Fausto è basato sul termine latino Faustus, che significa favorevole, benevolo. La giornata internazionale contro il cancro infantile, istituita dall'OMS, è dedicata a sensibilizzare e fornire supporto ai giovani pazienti in tutto il mondo. Ogni anno oltre 400.000 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi. Esiste una marcata disuguaglianza nel trattamento. La sopravvivenza è dell'80% nei paesi ad alto reddito, ma scende drasticamente fino al 20% in quelli a basso e medio reddito. L'obiettivo primario è quindi quello di sostenere la ricerca e le iniziative per migliorare la qualità di vita dei bambini malati. Tanti auguri alla nostra concittadina Carlotta Ferlito, che oggi compie 31 anni. Carlotta è stata una ginnasta di successo, partecipando a 2 Olimpiadi e ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore. È stata la prima italiana a eseguire il Mustafina al corpo libero, un triplo giro in impugnata. Ha partecipato anche al programma Ginnaste Vite Parallele e dopo il ritiro dall'atletica si è dedicata alla carriera di influencer. Altro compleanno da festeggiare è quello del Papu Gomez, attaccante argentino che ha vinto il mondiale in Qatar e che oggi spegne ben 38 candeline. Il Papu è esordito con il Catania, dove ha giocato per 3 stagioni, segnando 18 gol in 111 partite. Successivamente ha vestito le maglie di Atalanta, Siviglia e Monza, raggiungendo i quarti di Champions League con la squadra bergamasca. Infine un augurio speciale a Matt Groening, il creatore dei Simpson e di Futurama, che oggi spegne 72 candeline. Groening ha iniziato a disegnare da bambino, inventando storie e personaggi sui quaderni. Nel 1986 ha avuto la grande occasione di realizzare una serie animata per lo show di Tracey Ullman. Così sono nati i Simpson, la famiglia più famosa e irriverente della televisione, che ha fatto la storia dell'animazione e dell'umorismo. La chiamano la TV del terzo millennio. Con lo slogan Broadcast Yourself, trasmetti te stesso, il 15 febbraio del 2005 spunta online YouTube. Fondato in un garage di San Francisco da 3 dipendenti di PayPal, in pochi anni il sito di video sharing conquista miliardi di persone. Lo sapevate che il gol con il punteggio più clamoroso in una partita di calcio ufficiale è stato 149-0? Questo risultato incredibile si è verificato nel 2002 in Madagascar, durante la partita tra AS Adema e Sole Mirein. I giocatori del Sole Mirein, in segno di protesta contro decisioni arbitrali controverse in una partita precedente, hanno deciso di segnare 149 autogol consecutivi, non appena un arbitro fischiava l'inizio di ogni azione. Buona domenica ai 12, una domenica molto importante, la luna è fantasiosamente in acquario ed avvia tutti i progetti, quindi chi ha rimandato cosa voglio fare da grande non dovrà fare altro che ripescare un po' qualche sogno nel cassetto. Cambia per tutti, vediamo come. Ariete, capitani assolutamente coraggiosi e furbi, riuscirete a portare a termine tutti i vostri programmi. Per voi è l'inizio di una nuova stagione della vostra vita, sognate in grande. Toro, per voi oggi la quadratura della luna in acquario vi confonde un po', per cui dovrete tentare di essere un po' più attenti ai cambiamenti. Non pensate di non farcela, siete solo pronti per i cambiamenti che in genere vi spaventano un po'. Gemelli, per voi oggi è una giornata decisamente significativa. Luna che in trigono dall'Acquario con Plutone vi porta un po' di passione e qualcosa di inaspettato in amore. Cancro, per voi oggi la luna è molto fantasiosa, creativa e decide di fare 1000 pensieri costruttivi per il futuro. Probabilmente oggi vi verrà in mente l'idea giusta per coronare dei sogni d'amore. Leone, una giornata oggi con luna in opposizione, ma poco importa, visto che 2 grandi alleati oramai si stagliano nel vostro cielo, Saturno e Nettuno. Con loro il lavoro diventa fluido e fantasioso.
Vergine, per voi oggi è una giornata molto speciale, molto tecnica, è il primo giorno senza Saturno e con la fantasia di una luna in acquario che accende tutta la vostra progettualità. Avrete voglia di scrivere, di buttare giù due righe e poi di dedicarvi all'amore. Bilancia, per voi oggi c'è la luna che vi mette un po' su col trigono che stabilisce dall'Acquario e anche con Plutone. Questo esercizio molto piacevole di creatività e di ricerca di talento vi porterà molta fortuna. Scorpione, oggi quadratura della Luna, ma poco importa visto che Saturno ha alleggerito di molto il vostro cielo, quindi ora concentratevi sulle cose veramente importanti senza dare spazio a quei piccoli fastidi e le minuzie che ogni tanto vi innervosiscono. Sagittario, per voi oggi la luna è decisamente amica, fantasiosa, creativa e piena di passione, una giornata splendida, anche se in amore la comunicazione non è eccezionale. Capricorno, la luna oggi vi abbandona per andare in acquario e vi fa venire in mente un progetto creativo che potrebbe monetizzare non poco, intanto l'amore vi fa compagnia. Acquario, la luna oggi da voi impazza perché è creativa, passione con Marte, energia col sole, un po' di nervosismo di fondo per i cambiamenti che stanno accadendo intorno a voi. Saturno è amico e sapete che potete contare su un progetto molto importante a lunga scadenza. Pesci, giornata oggi stupenda visto che è il primo giorno senza Saturno che si muove nel vostro cielo e oggi potrete dedicarvi un pochino di più agli affetti, alla famiglia, a riposare anche perché molte emozioni, per quanto belle siano, a volte vi spiancano un po'. La stampa lo chiama il bel René. Eroe negativo leggendario, autore di atroci delitti e clamorose evasioni, il bandito Renato Vallanzasca venne arrestato definitivamente dai carabinieri a Roma il 15 febbraio del 1977, dopo una lunga trattativa. Ed è ancora in carcere. Oggi parliamo delle fake news, le notizie false o gonfiate che spopolano ogni giorno sul web. Sapete da dove viene il modo di dire «è una bufala»? Secondo il vocabolario della Crusca, il termine bufalo ha un'origine latina e un'accezione truffaldina. Uno dei più antichi modi di dire italiani è infatti menare altrui pel naso come un bufalo, il che significa raggirare qualcuno a piacimento, come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare dall'anello al naso. Quindi fate attenzione alle bufale che circolano in rete e verificate sempre le fonti. Oggi vi parliamo di un matto geniale che ha cambiato la storia della scienza e della cultura, Galileo Galilei. Lo conosciamo tutti come il padre dell'eliocentrismo, la teoria che mette il Sole al centro del sistema solare e che gli costò la condanna da parte della Chiesa. Ma Galileo era anche un personaggio molto curioso che si interessava a molti altri campi. Per esempio, sapevate che faceva gli oroscopi e che lo faceva anche molto bene, tanto da essere richiesto e pagato dai nobili, principi e cardinali? Certo, non era una cosa ben vista dall'Inquisizione, che appunto lo accusò di eresia già nel 1604, ben prima della famosa Piura. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. L'arte di vincere si impara nelle sconfitte. Grazie come sempre per averci seguito, vi auguro di avere il coraggio di mettervi in gioco e sperimentare sempre. Vi rinnovo il nostro appuntamento di domani e vi auguro una buona domenica ed una buona giornata da parte della vostra Jaira.